Buongiorno e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. In apertura giornata di dolore nel Messinese, a poche ore di distanza due tragedie hanno sconvolto la provincia. Non ce l'ha fatta il ciclista travolto ieri da un tir in via Adolfo Celi a Messina, mentre a Pace del Mele è deceduta Maria Rosa Cavò, 49 anni, titolare di un autobar finita con l'auto in una scarpata mentre andava al lavoro. Solo pochi mesi fa, tra l'altro, la famiglia era già stata segnata dalla morte del nipote 17enne, coinvolto anche lui in un sinistro che non gli ha lasciato scampo. Maxi sequestro di 670 kg di hashish al largo delle coste trapanesi. La Polizia di Stato e la Guardia di Finanza hanno fermato 5 tunisini durante un inseguimento in mare tra un gommone e un peschereccio. 4 sono finiti in carcere, 1 al CPR di Milo. Individuato e denunciato il 19enne ritenuto responsabile dell'accoltellamento avvenuto nella zona rossa del centro di Palermo. Il giovane, già noto alle forze dell'ordine, avrebbe colpito un 35enne con 2 fendenti alla schiena. La vittima è adesso ricoverata ma non in pericolo di vita. Arrestato a Corleone nel Palermitano un imprenditore 37enne accusato di usura. Avrebbe concesso prestiti chiedendo interessi fino al 100%, ottenendo denaro, assegni e perfino un immobile a prezzo irrisorio. Le indagini sono scattate dopo una segnalazione dell'associazione Addio Pizzo. È in chiusura caos questa mattina al liceo Galileo Galilei di Catania, dove gli studenti hanno occupato l'istituto per protestare contro la decisione del dirigente di svolgere l'assemblea d'istituto online. Denunciano la mancanza di dialogo e il negato diritto al confronto democratico. Dopo ore di tensione poi sono rientrati in classe per un'assemblea autogestita. Per questa edizione è tutto, prossimo appuntamento alle 19:30. Buona giornata.